sere ventiatas con Gnovis. A Udin e chiaccia i misterios writers Novax che di qualche dia sono da usare a sporchiare i murs di edifici pubblici della città con scritti fatti con spray e con manifesti dove che panding i loro proclams. Gli sfacciati della scuola secondaria di Pringrat, la Ellero in via Divisione Iulia e sono stati esemplati di frasi squintri gli vacinis. Si le iscritti anche governo nazista, la vaccine cope, salve Tofi, il ver virus al nazismo, il vax al cope e viene devan così. Donde le frasi si viote perdute la lettera W centrale che è il sen di un gruppo antivacciniste. I DAMS alla scuola a son consistenze tiene in conto che ieri state pitturate e che aveva tornata a Vierzi il mese di settembre dopo le lunghe opere di ristrutturazione. Sul fatto investighe la Digos che è da ora Cirielle Mensa anche con gli udori delle videosorveglianze per identificare gli autori dagli scritti. E per il sindaco di Udin Pieri Fontanini gli iscritti all'aereo sono un attacco che non si può lasciare cori, quindi la politica, quindi che sono da ora a fare la vaccina per limitare la pandemia e quindi la cultura. Sentili sosperaulis. Ma voi a Udin è succeduto un brutto fatto. Qualcuno l'ha lasciato scrivere robe assurdis sui muri delle scuole Ellero, le scuole medie che vengono a Udin. E io veramente sono stato una vera scaturita a lei certe frasi. Io non arrivo a capire, c'è qualcuno pensa che il vaccino, le vaccinazioni siano contrarie alla salute. Perché qualcuno ha scritto che vaccinarsi si muore, proprio tutto all'incontrario. E allora queste persone che hanno fatto questo atto brutto, che hanno danneggiato un muro di una scuola dal comune di Udin e che l'ha scritto stupidaggini e assurdità, io spero che venite individuate e condannate magari a tornare a metà il muro, un muro che avevano appena pitturato, nuovo dopo lavoro fatto alla scuola medie, che hanno interessato un bel po' di mesi di impegno economico e lei, voi di mattina, questi iscritti, fatti che te citate di Udin, veramente all'asse un evore il marum di questi robe che succedono purtroppo anche mo. E come ven a Viodi c'è molto che è col Covid. 450 voti in new casi di infezioni, 7 morti negli ultimi 24 ore in Friuli, Vignesi e Giulia. Alle stabili il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ma è crescendo le persone ricoverate in altri reparti e in regione su 6.440 tampons molecolari e sono saltati fuori 350 nuove infezioni, con una percentuale di positività dal 159%, con di più a son 23.211 test svelti antigenici FAS, che hanno dato 90 voti casi di positività del 0,42%. Infri i 7 morti di UE alle anche un numero di 57 anni di muie, che le manchiate in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20 voti, 313 invece di pazienti che sono ricoverati in altri reparti. E hanno attaccato voi agli sdoi di dopo di mesdì le prenotazioni dagli vaccini Spyfrus che hanno un'età compresa tra i 5 e i 11 anni. Gli spunturi cominceranno con i bei frus sotto i 12 anni che potranno essere vaccinati in Friuli Vignese e Giulia e sono quasi 60.000. La gestione commissariale è fissata di mandare in regione superiore 30.000 dosi dentro dal mese di dicembre e altri 6.000 e varesi in deriva a Zenar. Per il momento la programmazione è prevista che la vaccina venga iniettata a circa 18.000 frus in maniera che con le disponibilità fissate si arriverà a garantire la doppia vaccine a tutti. Riunione di giunte per qualche intervento dalla manovra finanziaria che ha cominciato di mattina il Soviaci in Consiglio regionale. Arriveranno altre risorse per le imprese e per il personale sanitario. Sentin.
I vin approvati in giunta regionale lanciamo un pacchetto di emendamenti importanti per sostenere gli investimenti e la competitività della regione. I vin pensati non come al distretto da Chiadre e tutti i cividaleis che parenza sono stati deprimuti e che voi avete bisogno di essere rilanciati con un accordi importanti tra pubblico e privato, mettendo 15 milioni di euro dal triennio, ma anche alla tensione del settore agricolo, per cui vi destinate 450.000 euro per filiere produttive dei prodotti a chilometro zero e per stimolare l'acquisto di quei prodotti qui. Dopo vi pensate anche a sicurezza dei giovani con ben 25 milioni di euro in 3 anni per sicurezza dei istituti superiori e quindi la messa a norme antisismiche e per finire vi anche mettuti 7 milioni di euro per protezione civile e 3 milioni di euro a benefici dai dipendenti da aziende sanitarie che stanno lavorando con grande difficoltà viste le emergenze pandemiche e la necessità di coprire le vaccinazioni. E al torne a Nasi, ma in maniera differente, il presepe di Are a Tresesin. Dopo buttatiul storico paesut di Nadal, è stato creato un percorso di sacris rappresentazioni palistradis dal Borg. L'area sarà dedicata a Anilo Genero. Sentin. Une nuove ad Are di Tresesin, pal Nadal 2021, una rassegna speciale di nativitas. Sì, che stanno cominciati di nuovo con dei presepi per riguardare Don Anilo in particolare e la collaborazione di tanti famiglie del paese che a cui ha esponuto in place, cui ha fatto dentro da cortigli di chiesa e ho cominciato a fare un po' di presepi, circa un 24-25. Ecco, l'area che Dulac all'era il presepio une volte e sarà dedicata a Don Anilo e c'è l'Aiso Faca. Ma chi come ho voglia di fare con l'aiuto anche dal comune, ho voglia di fare un parco, come dite, dedicato a Don Anilo, di modo di anche per chi di passaggio un punto di riferimento per fermarsi a bere una tazza di acqua, a sentarsi un momento ombrene e anche di bisogno dei servizi igienici. E come una curiosità dal sport dopo le Olimpiadi su un altro grande traguardo per il nadador Furlan Matteo, restivo campione e primates italians dai 200 metros sulla schiena. Di mattina si è laureata a Florenza in medicina e chirurgia con cente di laude discutendo una tesi sulle malattie croniche inflammadorie dall'intestino. Il NUF, dottor udinese, mi ha dal campionato europeo dal 200 metros atlete dai carabinieri in gare a Tokyo 2020, dai di Savigny in banda ai trofeo sportivi, al poderà picchiare anche la pergamena che certifica la conclusione dal suo percorso di studi scominciato con la Scuola di Scienze della Salute Umana in tall'Ateneo Florentino. E torna la Fogolade dal Lussari dopo e toccherà alla Coppa Europea. Vince i due appuntamenti organizzati dall'Unione Sportiva Chiampros e si faranno un al Prindalan e che gli altri dall'11 ai 14 di Zenar sulla pista di Prampero. La Fogolade, la cui lunga col costume tradizionale di Salps e ieri vade all'edizione numero 49. Più di 250 saranno gli schiatori che disegneranno la ormai conosciuta bisogna forma di Pindi Nadal, che è diventata la figura nominata in tutto il mondo per fare conoscere i Lussari. Neanche 2 settimane dopo dalla Fogolade toccherà alla tappe Coppa Europa 2022 che farà venire regione 109 atleti in rappresentanza di 19 nazioni. La musica do dispiano sul palco dal teatro Nuf Giovanni da Udine a caratterizzeranno il grande concerto di Nadal in programma il 23 di dicembre a scomenzare dalle 5:30 sottoseria sarà trasmettuto in diretta su Telefriul. Sentiamo allora l'assessore agli avvenimenti di Udine Maurizio Franz.
Allora anche quest'anno, io il 23 di dicembre, l'amministrazione comunale di Udine ha organizzato al Teatro Giovanni da Udine il tradizionale concerto che prevederà quest'anno 12 pianos che suoneranno contemporaneamente, quindi un grande spettacolo, un grande evento che calleviato gratuitamente a tutti i cittadini, a tutti che avranno piacere di essere presenti, si può iscriversi là sul circuito Viva Ticket. Sì, sarà un concerto tradizionale, quindi fa di musiche classiche, con poi importanza autore, anche di musiche contemporanee. E allora dotta l'ore anche per Usgnot, grazie di aver ascoltato, grazie anche a Gian Domenico Ricci in regie. Noi si vedendo domani sera, sempre stasera, nuf manco un quarto, nuf manco 20. Grazie e mandi.